Ottava e conclusiva, una prova di categoria F per cavalli anziani, sono i 10 al via. Favorito giocatissimo Argo Spritz, Carmine Piscoglio. 1 Callas Griff, Giorgio Cassani. 2 Antonio Boccino, Natale Cintura. 3 Argo Spritz, Carmine Piscoglio. 4 Briscola Matley, Tommaso Gambino. 5 Cante Cico, Giovanni Callegaro. 6 Ares Sco, Daniele Cuglini. In seconda fila 7 Tancredi Sartor, Marco Basile. 8 Vortice Leo, Luca Lovera. 9 Zarbon del Sile, Riccardo Picchi. 10 Zico, Andrea Vitaliano. Autostart che ha raccolto i concorrenti, si appresta al lancio. Antonio Boccino, veloce al comando, impegnato al largo da Ares Sco, il quale però ha al suo interno Argo Spritz. Antonio Boccino che ha preso la testa e vede profilarsi al suo esterno ora Argo Spritz. Vedremo le scelte di Natale Cintura, che concede il prego si accomodi ad Argo Spritz. Numero 8 Vortice Leo per i primi 200 metri di corsa. Argo Spritz al comando su Antonio Boccino, Callas Griff, quindi Briscola Matley, poi di fuori Ares Sco, Zico. Si completano così i primi 400 metri in 29,5 lungo la piegata di sinistra. Prosegue in chiara evidenza Argo Spritz nei confronti di Antonio Boccino e Callas Griff. I 600 se ne vanno in 45,5 e al passaggio davanti alle tribune sempre indisturbato leader Argo Spritz che precede Antonio Boccino. Ares Sco di fuori non fa male, la pariglia per Zarbon del Sile che precede Zico. 1 minuto e 5 decimi per la metà gara del battistrada, figlio di Ken Workington che prosegue al comando. Si appresta a portare a casa il primo chilometro in 1:16,3, 15,8 di frazione. Argo Spritz spalla indietro al comando, di fuori sempre Ares Sco allo steccato. Antonio Boccino muove dall'ultima posizione Tancredi Sartor che trova l'anticipo di Zico, a sua volta anticipato da Zarbon del Sile. 14,9 la retta opposta alle tribune. Prosegue in vantaggio Argo Spritz che ora accelera sul gruppo disposto a ventaglio. Antonio Boccino che rimane secondo allo steccato. Zico che in terza corsia, quarta fa fatica. Tancredi Sartor in mezzo alla pista. La retta arrivo per Argo Spritz che sta allungando nei confronti del resto della compagnia. Argo Spritz che viene a vincere facile nei confronti di Antonio Boccino, mentre per il terzo posto Callas Griff si salva da Cante Cico, arrivato a non correre. 29,2 da arrivare, 1:14,9 il ragguaglio cronometrico. Argo Spritz vince facile. Carmine Piscoglio, Gennaro Casolari al raddoppio come allenatore, questa volta anche proprietario del 7 anni da Ken Workington, che completa il facile percorso di testa e vince. Argo Spritz e Carmine Piscoglio chiudono il pomeriggio dall'Arcoveggio.